Allora, andiamo per ordine e magari parlo del primo tema. Il discorso dei profughi, non si può trattare un problema come l'accoglienza come problema fine a se stesso, cioè come problema messo lì, chiuso, circonciso. Il problema è molto più ampio. In uno Stato di un certo tipo, che faccia valere le proprie leggi, che riesca a lavorare, a far lavorare i propri cittadini in un modo equo e che riesca a dare un provente dalla propria attività, e in uno Stato ovviamente che faccia rispettare le leggi e ha un margine, un residuo fiscale come abbiamo noi in Veneto, ma dovrebbe essere per tutta Italia a questo punto, e quindi essere uno Stato virtuoso. Questi problemi probabilmente non ci sarebbero. Perché se siamo in uno Stato che può utilizzare la forza lavoro che ci si presenta, non penso ci siano questi problemi assolutamente. Poi i due temi devono essere divisi tra profughi e migranti economici, e questo è chiaro. Però chiaramente tutto è zavorrato da un sistema Italia, che non è efficiente in niente e quindi non può dare risposte. Noi possiamo star qui a discutere 2 ore, 3 ore, 10 ore, non arriveremo mai a un punto. Perché? Perché le falle sono di sistema, sono dappertutto, e non possiamo dare risposta, soprattutto in questo tema qui, che è un po' più complicato degli altri, che non è solamente un numerico come magari una questione economica, e quindi si sta parlando di persone, e la complicazione è elevata a livelli importanti. Parlando del secondo tema, che non è secondo per importanza, anzi è fondamentale, noi per quanto riguarda la popolazione colpita dal tornado, ricordiamo che i 3 comuni coinvolti pagano allo Stato ogni anno 3 volte la cifra di cui avrebbe bisogno di 71 milioni di euro. Dallo Stato cosa arriva? È stanziato quei 4 milioni, probabilmente neanche tutti dallo Stato, perché ci sono contributi privati all'interno. E noi stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di una popolazione che dà molto più di quello che gli servirebbe ogni anno per questa tragedia che è successa. Quindi non possiamo parlare di uno Stato di questo tipo, non possiamo parlare di giustizia con questo Stato, non possiamo parlare di fondi che arrivano dallo Stato, perché i fondi sono dei cittadini e dovrebbero rimanere dei cittadini. Quindi questo qua è un diritto fondamentale. Chiunque parla, abbiamo stanziato 4 milioni, 1 milione, 3 milioni, a me purtroppo fa piangere il cuore, ma è qualcosa davvero di imbarazzante da commentare. Quindi la risposta la devono dare guardando i cittadini in faccia, dicendogli che magari non vogliono far passare una legge regionale che possa sentire i veneti. Cosa vorrebbero rispondere a questa domanda? Volete voi che il Veneto sia uno Stato indipendente e sovrano? Sì o no?